Salve ragazzi, bentornati a Meteoritivo Podcast. Questo è l'episodio 39 e iniziamo la puntata in italiano per chi arriva dall'estero. Siccome siamo international ormai. Esatto. No, ma estero inteso extra Veneto. Ah, ok. Okay. E anche i veneti, le persone in Veneto che non parlano dialetto. Non sono avvezze, anche perché ognuno avrà il suo dialetto, perché qua io sono mescolato Friuli-Veneto. Te sei più verso Vicenza. Ok. Te... Treviso. Treviso Est. Rigorosamente sinistra Piave. Ci tengo. E quindi puoi andare e iniziare questa puntata in dialetto veneto. Via. Abbiamo un ospite, Ven un ospite, è venuto a trovarne. Sì, lo ven becca per caso. Lo trova qua in centro a Treviso. Potete notare anche il contorno. E ven. Cioè, in realtà gli ospiti è qui chi sono. Sì, esatto. Sì, nel senso. Sulle spalle una bellissima view sinfonica che ne fa compagnia. E per chi che le deve guardarne da YouTube, abbiamo un ospite che è venuta a trovarci, abbiamo Elena. Ciao. Elena una ragazza come noi altri, no, ormai noi altri siamo vecchi, sì. Ed è molto pisone di noi altri. Beh, no, massa. Se ancora buttei anche noi altri, dai. E ben vescaro di mandargli di fare questa intervista perché in molti devo altri ve apprezzare la puntata sul dialetto e ora vendita, perché non in fa un'altra? Però siccome se sembrano altri do che a me ne intorno a minestra, vendita, ma aspetta che c'è qualcun altro che mi dà sostegno su sta roba. E ora ben trovà la buona Elena qui con altri che giustamente beve per non disperarsi visto il casino che sa buttare in meno e a me darà una mano a fare questa seconda puntata in cui parleremo un fiade a sua storia di quel che fa sui social e il tutto rigorosamente nel nostro dialetto, cioè ognuno dei tre nel suo e strada facendo vedremo le differenze che salta fuori. Boh. Quindi Elena mi taccarie da quando che te ha detto ma mi è stato che puoi proprio buttare su un video fatto in dialetto e vedere cosa che succede. E ora, non so come che è nata roba, nel senso che avevo visto nel campo davanti a casa mia che Gesera è Spanavin. Che se pian, cosa che le Spanavin? Che insuito? Allora, non so il termine in italiano. Neanche hanno altri. Però c'è tipo un'erba che cresce nei campi. Spagnier. Allora, sotto il video io ho chiesto come sai che c'è me voi altri sta qua e tutti quanti che avevano un nome diverso. Ok, ma tipo erba medica, erba gatta. Non te lo sa, non importa, vabbè. Se c'è una Spanavin, punto. Batti il pugno. Punto. E da lì ho detto, beh dai, facciamo il video. E ho visto comunque che vedendo le robe in dialetto veneto la gente rispondeva, c'era anche comunque confronto tra la gente, mio dico così, mio dico colà, appunto anche nello stesso veneto varie modi di dire, esatto. E quindi ho detto, beh dai, proviamo ad andare avanti per sta strada, ma proprio molto... in sciolta, come si dice? Chill girl. Esatto. Chill girl. E da lì ti attacca. Sì, e dopo andando avanti mi sono anche affezionata, nel senso che comunque do che abito, che se magari vari eventi come può essere la festa del ringraziamento, oppure Ciamar Marso, tutte robe così. Bello Ciamar Marso. Bello, sì. Mi covaccia Marmarso la pelle dalle nostre parti non io fa per tipo c'è Marmarso per chi non sa, perché ho scoperto che cos'è anche a Veneti che non sa cosa c'è Marmarso. No. Praticamente il capodanno veneto penso che si possa definire è il caudeano, sì, esatto, e quando praticamente da lì in poi riscommessi alla stagione contadina, 25 marzo mi pare, sì, esatto, sì. E quindi da lì c'è chi brucia a veccia, quindi ok, che noi lo fanno al 5 di gennaio, ecco. Oppure chi che lì comunque vedere come inizia stagione, sì, esatto. In base al fumo, in base a dove che vai fuibe, esatto. Te fai i pronostici, esatto, sì. E lì è una roba che mi emoziona un sacco, ma già da partenza vedere tutti i bocce, famiglie
con i bandotti, andare in giro per Fermi, strada. fermi, I bandotti? Bandotti, Bandotti? I bandotti, potrebbe essere i tamburi, Ah, ok. ma anche bandotti, potrebbe essere anche tipo i coerci dei pegnate. Roba per far casino. Ok, Sì, roba per far casino, qualsiasi roba che te per far casino te porti. Te butti su, vai. E allora te fai casino, vai a strade, e dopo te vai su del fianco a accesa che avevano gli altri santuario Santa Libera. E da lì dopo che brucia, noi altri non avevamo via vecchia, avevamo solo Mhm. da Un bruciare, falò. esatto, gigante, e molto grande. Gigante. Vabbè, tu quel che gli assarpio, no? Cioè, Sì. fatto che? Butta su. Te verrà da bruciarlo? E se magna, se beve. Se mangia e se beve. Però di base Sì. bisogna far casino. Esatto, ma in realtà dove abito meno che c'è proprio sta gran cultura del ciamarmars. Ok. Più Recoaro i fa una roba che non Da finisce. dove che arriva l'acqua? Esatto. Esatto, l'acqua L'acqua Recoaro. Recoaro. Là fa una roba di 3D praticamente, de Ah, fa- sfilate, robe, Ah. cioè, ma sapere mi me godo assai. Sì, Figo. proprio. Bello, ma se senti infatti che lei è molto legata Sì. a quelle che le tradizioni del suo Sì, posto, ma che le... no, Infatti in lì ho maniera... una domanda, proprio col fatto che siamo partiti a parlare in Veneto. Ad esempio, il Veneto, i miei genitori, mi è sempre, cioè, partire la parola in Veneto mi arriva un scuffotto. Sì, ho sentito. E infatti il Veneto me l'ho imparato dai miei nonni. Sì. Esatto. E da loro infatti sono un pastroccià perché ho da una parte i nonni friulani, dalla parte i nonni veneti e lei è un Mismas. missiotto. Sì, è un missiotto. Da chi che ti ha imparato a parlare dialetto? E ora, a me mi ha sempre detto che a me mi parlava in italiano. Anche a mia nonna, qualche sera mi ha sempre detto, Vara, che tua nonna ti parlava in italiano. Dopo, anche andando a scuola così, in realtà non ho mai parlato in dialetto veneto tutti i dì. Però mi ho sempre pensato, se una persona mi parla in dialetto, mi risponde in Mi dialetto. rispondo in dialetto. Perché una persona che mi parla italiano risponde in inglese. No, mi fa strano, no? Te vuoi essere sullo stesso piano. Esatto. Sì. Cioè, fa- mi sentivo un po'. Se una persona specie. mi parla in dialetto che risponde in italiano e lo so il dialetto, dico. Scusami, mi viene da scusarmi. Che poi anche dopo un tot che te parli in dialetto con una persona, te si talmente tanto immedesimare Sì. dentro Sì, sì. che magari te va da un'altra parte dove chi parla italiano corretto, dentro Sì, quel no, negozio, no, te no. Tutto scampa. sì, sì, sì. Scampa. Ma comunque i mie sorelle comunque parlo in dialetto a casa. Dopo, ovviamente, se è il momento da parlare italiano, si parla italiano, che discorsi. nel Certo. senso. Chiaro. Chiaro, Però Però sì, che le c'è una sempre roba, sta. le una roba Più o che meno. sempre più mi sa che si andrà a perdere se nessuno la porta Sì. avanti. Ma non, sni, secondo me. Mm. Nel senso che vedendo anche Cioè, sui non vorie, però le social, quel che me par ma de secondo vedere. me vedendo anche sui social, anche tanti proprio content creator che lo fa del lavoro, che parla in dialetto veneto, eccetera, secondo me sarà un rilancio della cosa. Nel senso che una volta, forse anche adesso che c'è ancora gente che si vergogna a parlare in dialetto veneto, che dice no, ma non sei una roba... perché magari Fa qualcuno un fiaboaro. pensa, sì, esatto, Sì, qualcuno ma- pensa che venga da un'altra parte, in realtà Sì, sì, no, sì. perché in piazza Treviso che sei il suo dialetto, Ma perché- sì. e non sei in mezzo a squasse o a... No, non ma so. le parti di quel che sei comunque, cioè, Sì, non sì, puoi sì. rinnegarlo a fine. Sì, Chiaro, no, su chiaro. quello che dico, cioè, magari ok, se ti si lavorare con quello super tirare mega importante, Va bene. va bene. Ma lei anche a quel Però, che l'ama dico- quella parte là di cultura, perché Sì, ma Quant- se è una roba che fa parte di Sì, sì, ma sì. anche perché voglio dire, in Italia ci sono talmente tanti dialetti, bei, Sì. è anche bello catarsi con varia gente dell'Italia e magari una sera dire adesso parliamo tutti il proprio dialetto e non capire E una non capire. Ecco. li ha messi anche sui distributori della benzina in dialetto per quando vai a pagare. Quando vai a Ecco. pagare. È In vero. tutta Italia, tutte le regioni. È vero, è vero. La film sponsor alla Eni, visto che aveva tanti follower. E chi se ti va là a pagare, ti dice metti a carta. Ora metti il PIN, grazie. Ciapa ricevuta, segna ricevuta. Va al Va piano, sta attento per Eh, strada. Fai No, che giudizio. Fai- Cioè, mi non vedo perché sia una roba da rinnegare. da Non sta a guidare, sta da bere. No, non sta bene se te la guidare. Shh, non importa. E quindi sì, lei
Gli altri, a parte i giovani al nostro giro, sì. Dopo mi anche con mio papà, che essendo nato qualche anno fa, Sì. La sua età. Esatto, la sua età. Ciao papà. Ciao. Ciao. Ah, vabbè. E ha vissuto anche a far filo, ste robe qua, nel senso, mi sta sempre sta a raccontare dico il Veneto perché una volta, in questa maniera anche un po' fiabesca mi la sento quasi, Sì. quando fa rifocazione magari di stiani, eccetera. Boh, mi sta sempre Sì. affascinato, ma in generale le cose stiani, una volta, e aver la vita più quieta, Quello più sì. semplice, è una roba che cioè invidio. E non l'hai passato tanti anni. No, No, ma è quello che dico, cioè, è quel che fa strano. mio papà non penso che non avrebbe mai pensato di riuscire ad avere un cellulare touch in mano. Sì. Che Beh, i ognuno, genitori, che ognuno ti che si scaldia comune al momento. Esatto, sì. Sì. E dico, questa roba è da ricordarsi, Sì, ma ven anche avesse la fortuna, la nostra generazione, secondo me, di aver vissuto con i nostri nonni, che la maggior parte magari o ia fa la guerra Sì. o ia sesti pena dopo, ma comunque aveva letteralmente niente. Sì. E no per sminuirli, ma l'italiano neanche io sapeva a momenti. No, ma è vero. E in realtà venne ereditata una gran cultura da loro e ben avuto la fortuna di vivere su un contesto che invece mi permette di parlare l'italiano, l'inglese, l'ostrogoto, Sì, qualunque lingua che te voglia sapere. Ovvio, Quindi nel senso sei che molto non si sminuisce mai le altre lingue No. e la cultura, l'imparare roba nuova, anzi, ben venga. Neanche Se diciamo in tutto boomer, parte però. di cultura, esatto. Sì, neanche diciamo in boomer. Diciamo in boomer, però in Ma realtà... sì, ma- Passare da far su fascine Esatto. a avere il telefono in touch, No, no. Sì. entrare in banca e fare i Esatto, boniti. sì, No, sì, perché loro passare da Sì. lavarsi in stai a Sì. avere la domotica. Sì, cioè. Sì. Ma anche la canzone quella di Adriano Celentano, Il ragazzo Sì, della Via sì, Gluck. sì. Sì, ma la sua storia, eh? Te dici, pensate no, da cosa che l'è partito Sì. e dove che arriva e cosa che l'ha visto. Cioè, penso che Sì, sia sì, una sì. roba... Mori più di noi ancora, Sì. secondo me. Però a me piace quando giustamente la dita che li racconti quasi fiabeschi, perché alla fine Sì. i nostri nonni mi sempre raccontare, mica a volte in tel, va a sapere che hanno, Mhm. e mi svegliai mattina, partii in bicicletta, battei i brocchi Sì. d'Alfredo. Sì, che Ma se sì. vuoi amorsi solo che in bicicletta. Sì. E ad esempio Oderzo Pordenone, No, cito Sì, Carlo, sì. che mi ricordo, Oderzo Pordenone in bicicletta, Guarda che- andava a fare i Mureri principalmente. E sto periodo qua che si sveglia che aveva tipo, no a neve, ma che il fiato di azzeto sulle querte. sì. Ma che le storie vere, eh? Era Sì. vetri fini. Sì. Era... Fa quasi fantascienza pensarlo adesso. Eppure, oh. Ma anche quando che te conta che avevano 2 tri vestiti, e che sarà vestito che bello per la domenica. Sì, il resto, sì, cioè, sì. queste robe che... Cioè, E te fa strano. te fai fatica a realizzare che effettivamente una persona può vivere così. Cioè, Yeah, adesso la sì. metto tanto esagerata. No, chiaro. Ovviamente puoi vivere così, che discorsi. Però con cioè, ti rendi conto di quanto che siamo privilegiati adesso. E Cosa quanto che io passa a loro per permettermi questo. Esatto, Questo è- e sicuramente magari una volta, come sempre il solito discorso, magari stanno anche più contenti. Adesso non voglio passare il messaggio che una volta sarà tutto più bello, una volta sarà tutto meglio, una volta si viveva da Dio. Però sì, Sì, robe facili e difficili Esatto. come se trovi niente. Certo. Però mi vuoi dire che se sente un parlare in dialetto, mi fido di più di un che parla in italiano. Lei è una sì. questione di cuore. Sì. pare impossibile. Sì. Pare Parla impossibile. monada. Ma lei è vera. Ma guarda, una cavolata facendo anche corsi di musical, recitazione, così. E noi gli cerca sempre di farti parlare l'italiano corretto, l'addizione, eccetera, giustamente perché in teatro che lì è esa roba. E dice sempre, quando che ti dici la battuta con il sentimento giusto, tante volte magari ti scappa il dialetto, ti scappa l'accento veneto, Sì. ma perché se la tua panza, come dire, Bravo. se Bravo. l'istinto, tutti quanti che ha il suo accento dopo ovviamente. Ce l'ho Ma neanche dentro. penso che in Italia sei i più sgamabili. Perché ne riconosce E ti riconosce subito. 6.000 chilometri. Sì. Io non so buono per riconoscere i dieti che altri. Però il nostro ne ciao. No, Ma sì, ma guarda che quando che te va fuori la regione che ti dice parli italiano, sì tu Veneto, Sì. e ti te fa il tipico intercalare, virgola, come che te fa a capirlo? Però non può dirlo. No, non si può dire, no. Non vengono parametri il bip su. No, esatto, ma...
non sei attrezzati. E da lì è nata questa passione, allora ti te l'ha Sì, sì. messo su il video, te l'ha portata in realtà, una cosa che te tenia Mhm. e te pubblicizza, insomma, in realtà. Sì, diciamo che di pubblicizzare è un parolone. O se no, Però ecco, te crea un diario sì, storico. anche diciamo sì. Nel senso, tenere vive magari quelle robe banali come che può essere appunto con decespugliatore, tagliare l'erba. Ok. Sì. Non Per chi so. che vive in appartamento non sa cosa che vuol Sì, dire. cioè certe volte mi sveglio la mattina e vedo l'alba, perché davanti dico campi, 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 E te campi. vede proprio E dico, Madonna, bello. pensate no, chi che fa le varie vicissitudini, vive in appartamento e sveglia la mattina vede capannoni così. Cemento. Case su case, catrame e cemento. Esatto, Arrivo là. se vivi stesso, perché se vivi stesso, assolutamente, Però non te se mi ha pe- questi problemi della vita, sì. ovviamente. Il problema nostro è io ho fatta misera, Però- è pronta se andare a fare un lavoro, devo preparare la roba, perché manco mica un lavoro che fai questi lavori qua, ho sempre da fare una preparazione. Sì, sì, Adesso sì. tu pronto, boom, ciapi su tu e vai. Perché anche là che sia da far malta, che sia da sistemare una qualsiasi roba, da tagliare l'erba, è un... Spago sugli cespugliatori, nato. bravo, Perché no. se no di riserva anche quello. Sì, sì, sì. la visiera, e braghe Però lunghe. sì. Che non te pensi, Cioè- che non te pensi di farlo in braghe corti in sta, che ti arriva tu sui de noci, se no. Ormai al vestiario che ti aveva detto a te, sai la roba per la segare, vabbè, a fare la messa, perché Sì, anche perché come ho messo il video mi ha detto guarda che te devi avere le maniche lunghe, te devi avere questo, te devi avere sta protezione. E io volevo dire che, ma guarda che mio papà, cosa ha imparato che aveva mia, Sei tutto tu sto e imparando, sei. e se gaccia pa sassi, se gaccia pa sgrafà. tira su tu. A sicurezza prima di tutto, sicurezza è importante, mi raccomando. Però, Però coi ga imparà. No. Adesso ho sentito che sei il patentino per motosega. arriverà anche a quello. Ma sicuramente, ma qui che ga imparà da boccia dopo che robe lì. Beh, guarda che Sì, si ritrova Penso sì. che qualche volta che faccia un poco ridere. Sì. se te gli pensa, sì. cioè, Allora serve sicuramente a sicurezza appunto tutto quello che vuoi. Qualche volta sono un poco massa. Sì. Se va massa dall'altra parte. ma que- A me non mi interessa, a me mi viene da dire basta, te a farti male per imparare. Vabbè, se no spaccarsi i denti, No! buttar via tu. Però te la sbattere il Ma naso. da sbattere il esatto, naso, ma dai. in generale adesso pare che bisogna evitare di farsi male, bisogna evitare di star male anche come persone, no? Ma serve ciapparla nei denti, giusto, sei giusto. perché se da lì che te cresti, non dico miei traumi della vita così. No, Ma ma è insomma, vero, una è volta vero, che è te vero. smacchi un senoccio, dopo ti impari che lì sì, non te mia danare. Bravo. Quando che facendo manovra col trattore ti butta su la muretta, te capisci che non te vede a farlo. Sì, anche perché dopo te ciapa parole, te ciapa Sì. magari anche, e dopo te anche a tirare la sua muretta. Te impari qualche lea prima e qualche lea retro. Oh, là. E infatti anche là il trattore prima non serviva la patente, dopo serviva tutto un Pensa che approccio. mio nonno, tuttora, la sol che la patente per il trattore. Pensa a te. Boh. Dopo ormai non penso non l'abbia più rinnovata perché era una certa età, però lui l'ha vissuto sempre sol che qua patente per il trattore. Come deve andare in paese, monta sul Deus e vai. Però per fortuna mia nonna aveva quella macchina. C'è compensato. Mi sei esatto. Beh, guarda, mi come zio e mi ha detto, a 10 anni guidavo il trattore. Senza tante... Anche sta roba qua. Adesso, i dice, cioè se ti vedi un boccia a 10 anni sopra un trattore... Fa strano. Oh, mania! Cioè, peste, corna, No. famiglia Hanno snaturata. Ma io liga? Che porta via e che manda, come si Sì, che chiama, manda i- gli assistenti sociali. Via al fiole. E ora dico, quella semplicità di vita, no? Quello dire... L'abbiamo persa un po'. Quello dico. Quella è brutta a dire, ma l'abbiamo persa. Maniati sei qua per riportarla. Esatto, sei qua per riportarla e ricordarla. E si può rifarlo attraverso magari i detti che ti sente più tuoi. Perché magari ben viste, per chi che non la segue, dopo essere nei contatti sui social, la fa molti video dove che ti impersonifica disegni quel che lei detti che ti si più Sì, legata, sì, per da vedere. In atto uno in particolare che ti vuoi contarmi? Ovviamente adesso che te me lo chiedi, È chiaro. vuoto totale. Chiaro. Però è una roba che mi ha sempre fatto ridere.
de mia nonna, che era sta figlia strocca, che te ciappava i dei de man, e ti diceva, Deo, Deolin, che non vuol dire niente. Deo, Deolin, campo marin, persego secco, corni de becco, ciccio, beh, non vuol dire niente. Ma che roba che dici, come sai che è nata una roba del genere? Ma io tipo... Oppure, una roba che mi Ma faceva... se te fai male idee? No. No, Così, le tipo tipo manina bea. esatto, ecco qua, esatto. Tipo che roba là. Sì. Oppure che sarà, questo va nell'orto, questo tira su a rama, questo tira sui perseghi, questo li magna. Ma va. E questo che è più piccolo va a contare con sua mamma. Queste robe che non... No, sto qua non l'avevo mai sentito. E te mi Però apri un se- cassetto perché mia nonna mi cantava sempre si pui sa, si pui là, oltre strada, gira per là. Ecco. Che non è niente. Però a me sapeva per mano, se fai una passeggiata fino al capitello, perché Sì, Carota sì, era sì. il capitello sì. dove scendeva, mi sapeva per braccio, si pui sa, e mi giriva e mi fai una capovolta. Basta, non vuol dire... Non vuol dire niente, adesso che va a fare la rima, sì. Sì. Dopo che si i detti delle bruzze coperte, Ah, che beh, quello è bellissimo. testa Vabbè. a butter pie, Sì. ti si duro Ma è bellissimi. Cioè. No, Ma perché ma- ti esprimi i concetti che a parole sono difficili No, no, dire? sì, non te li Che- fa. O te che il detto lì, o ti dici, boh. No. È molto basici, perché Sì, inutile che i sei diretti. Sì, Sì. inutile che te lavi a testa al mus, te scattivisci a bestia E te sfreghi son. e te sfreghi son. Cioè, No, non te può spiegare, cioè, o te lo sa o non te lo sa. Sì, esatto. Inutile. Come se mio nonno che avesse avuto ruette mi sarebbe un carretto. sì, Se me nonno avesse avuto Erode mi sarei una cariola, sì. Ecco. però belle, ruette no? Sì. Sì, però te fai il concetto di è inutile che te pensi se Sì. che avesse fatto, se mio nonno che avesse avuto ruette, no. E Cavolo. quanti chilometri sei passati altri da qua a Vicenza? Prima morta maestra di geografia. 70-80 in Varenzi? Un'ora di macchina. Un'ora e sì. mezza. Un'ora, sì, 60 chilometri. Sì. Sì. Ma anche dei pipi che te corre tra autostrada, per Mondana. Vabbè, però Vabbè. la regia in Elise è 50. 80. 80? 500. 53? 50. Ah, vabbè. Ambo! Sempre segnati. 53 chilometri. Mistia. Da Treviso a Da Treviso a Vicenza, E- 53. E le già cambia, come si dice, roda. Da Esatto. roda a Da ruota. Roda a Rueta. Esatto. Porca miseria. Ruette. Eh? Manca come dire, tipo i succoi, i succati. Sì. I Succati? Sì. Mica ho sentito gente da Bassano dire succati. Ma sa sta qui da Bassagna. L'unico che ha graspa là sa sta. Ma una domanda che mi sono sempre chiesto. Vicenza e Bassano. Sì, E io amore o odio? certo che non so. Perché qua noi Cioè, tutte le rivalità. Sì, cioè le come Sì. Treviso con Mestre, Allora, Treviso con Venezia, mi te di- Treviso mi- con Treviso. cioè. Mi te dico, dopo che abito che mi rivalità tra una vallata che altra. Sì. Quindi Vabbè, mancano insomma, altri, ecco, sì. no, cioè dico, se c'è rivalità tra una vallata che altra, figurate tra Neanche due lo- paesi diversi. Ma no, dico- tra frazioni neanche. Sì. Beh, magari con te che è l'amica che ti dice, si è messo insieme con uno della Val de là o con uno dei Cafrosci lì. Dov'è tu farti male, cara? No. Cosa fate in cerca? Ma le come danno altri che ti dice, ho catà amorosa che sta a San Biagio, da che altra parte del Piave. Sì, tu fuori! Cambia tutto qua. Mostri tu il passaporto che te va a trovarla. O se te vedi il prete in comune e poi do frazione. Ah, finito. Ah, beh, no, Romeo e Giulietta adesso. No, te hai ascolta de pita, se più su, gli più bravi, gli sa più offerte. E tanto dopo la deriva. Sì. Beh, destrus viene fuori sempre bene. Così. Andate casca. Bene, è giunto il momento Sì. Maria Anche Signora. per te arriva il momento fatidico. fatidico Ecco. della nostra puntata. Adesso facci finta che tutto quello che dico non dicerò. Io non dico niente, ma neanche notarlo, come che si dice. Io non dico niente, ma neanche Neanche te su. notato, Siccome te sei uno dei nostri ospiti, ti congrerà anche a te a far parte del nostro gioco e della nostra classificona. Boh. Chiaramente, Aiuto. visto il tema della puntata, abbiamo pensato a 21 domande in stile avanti un altro come al solito, ma prettamente a tema Veneto. Visto che
visto che le... Penso che in casa. Tu esatto. Tranquillo. Sì, sì. Dai. Le culture generali, non te posso saperle. Mica ho fatto l'artistico, tu sì. Ti suggerisco mica. Ascolta, te sale a manca, c'ho sui persi, che ti ho messo Sì, sta persa. vabbè. E ti ho messo ste robe, dai. Dai, Maria, no, dai, l'artistico, posso dirlo in italiano? Sì. Sì, dai. All'artistico in fondo si studia. No, si studia. In fondo, Dopo che- nel senso non ci quindi crede sentati a nessuno. Rio. Dopo che non mi ricordo niente, è un altro discorso. Sì, beh, ma che sia artistico, che sia linguistico, che lo fa bene. Sì, alla fine. Tutti su stessa barca. Esatto. Abbiamo da farti un refresh dei regole o te conosci già? Perché te mi ha guardato. No, go capio. Devo dire il contrario. Ti dà la risposta sbagliata, no? Ti andare in avanti, quelli a fine ti danno un punteggio. Va E bene. vediamo se ti riesci a ciappare a maglietta o meno. Cioè, Roba che speriamo perché non è sei in un momento stallo perché Ma sa snenghe di vincerla. è troppo forti gli ospiti. Sono troppo forti. Se tu ti parecciali. Arrivo mi rilivello in basso. No, non sta preoccupate. Spara alta. Dei, sentiamo qua. Vai. Mayday. Vai. È Mayday, nel senso Mayday. Mi questi. scuso già con tutti i veneti all'ascolto. Ascolta. Vai. Fa un E- drink. Fa tutto. Aspetta che non Tu che fai tutte dai. me? Mi dopo fai il drink. Ti fa il drink. Hai tu pensato il tuo drink preferito? Che Sì. dopo vai anche il drink. Te mi era di manda quel. Quando sei pronta, mi tacche. Vai. Al contrario, aspetta. Mi te farò una domanda e ti Sì, te che darmi la risposta per sbagliata. Perfetto. Io sei tu? Sì. Via. Come te ho fatto tedesco? Te lo disi quando? Te si un fia incazzata con tuo fiol o te a dire che è una persona che è una testona? Te che a dire che è una persona che è una testona. E il poesine, è una zona di qua è provincia veneta, Padova o Rovigo? Padova. Glera o Cartise? Qualche lea variante pinota del prosecco? Grera. Aspetta che non devo guardare. Guarda sugli occhi. Guarda sugli occhi. Est o ovest? Qualche lea il lato del lago de Garda che bagna il Veneto? Io dai. Ovest. Portogallo o Spagna? Sant'Antonio a Padova, da dove che veniva fuori? Spagna. Oddio. Una verdura o una pasta? Cosa che lei bigui? Una verdura. Essere più intelligenti o essere più esperti? Se mi te dico, mia tua età saltavo i fossi palongo. Son P? Intelligente. A nutria o a bisata? El livenza, le famoso per quale animale? La bisata. Radice o baccaia? Qual tipico prodotto veneto te mangi quando te va a Bacari a Venezia? Radicio. Scomigo o combai? Dove che te puoi mangiare dei buoni castagni quando è del suo periodo? Scomigo. Ponte dei Sospiri o Ponte di Rialto? Se te sia a San Marco e te assi a Spai e te va a sinistra, su che ponte che te imbatti? Aspetta un attimo, se mi alzo alle spalle e vo a sinistra e guardare È il primo ponte che te cati, le? San Marco. No. No. Rialto o Sospiri? Ah, Te alzi- Rialto Sospiri. Te alzi San Ma che Marco poi alle San Marco spalle. si piazzano al ponte. Fortuna che non le ha tempo. Scusami. Allora, te assi San Marco alle spalle, sì. te va avanti, non te passi in mezzo al coglione che porta sfiga, No. te va a sinistra, è il primo ponte che Sì. te cati, le? Va verso il mare. Ah, e Rialto. Torta Puente o È tiramisù? come fai il mio stravi a foto. Torta Puente o tiramisù? Qualche è il dolce che le nascest qua a Treviso dove che segna adesso? Torta Poenta. Verona o Vicenza? Qual è la città se famosa per le ville paiadiane? Verona. Essere una salita del Giro d'Italia o essere un percorso del rally? Cade il Poggio, oltre che essere famosa per il prosecco, per il soccoine, lei è famosa anche a pa? Parrelli. Te hai mande ricotta o te hai mande ferro? Se ti dice che te hai mande puina, le cose che te le ha? De Ferro. A pinza o a sbrisolona? Qual è il dolce tipico dell'Epifania, danno altri? La pinza. Abano o Marostica? Qual è la città famosa per avere una scacchiera in te a piazza? Abano. Dei, forse. Bordeaux o Cobalto? De che colore che le radice o Treviso?
Cobalto. Lui dice, A rueta che girano. A Piagra o a dermatite? Se a tua dieta si basa solo che de puenta, cosa che te A contrai? dermatite. Persone mate o persone tranquille? Se te dico che là non hai fascini al quarto, hai persone? Tranquille. Bassano o Treviso? Dove che lei è a Fontana dei Tete? Bassano. Quito. spiega andare a macchinetta. Adesso intanto mi conto. Vedi, E bevo intanto. Vedi, che te conta meglio. Passiamo lo dice in inglese, attenzione. Favorite drinks. My favorite drinks is Yugo. Ugo. Ugo. Perché Jugoslavia. A Yugo. dire Yugo sei inascoltabile. Cioè, a me lo Ugo proprio serve. E lo vengo a confermare. Ringraziamo quest'oggi quei turbo ragazzi perché ne ha ospità. E beverà. Esatto, ne ha dato da bever e ne ha fatto compagnia. E ringraziamo anche l'allegra compagnia Gli allegri cantanti. dei cantanti che ne ha distrutto e recce. No, parenti, dai. Sono stanca, piacevole. Adesso arriva anche l'applauso per te. Questo, Grazie. Eccolo qua. Questo mi riempie il cuore. questo quiz qua che è stato impegnativo. Ecco. Abbiamo un verdetto? Abbiamo un gran verdetto. Pippo gli aveva fatta. Attenzione. Il punteggio, le idee, 20 su 21. Quella. E questo te porta in testa a una giornata dalla fine. Pippo, dai lì appena sta dentro la maglietta. Bravissima. Se fai un Vabbè. applauso. Ma se hanno altri, grazie, ma manco male. Però, perché... Vincente, oh. Però, cazzo. Ben sempre preparata, eh. Dai. Sembra- Pensavo preso. Tu hai detto adesso mi scomunica dal Veneto. No. E su questa gioiosa notizia, sta notizia Beh. Anche a massa. massa contenti, si conclude la 39esima puntata del Meteoritivo. Ringraziamo Elena. Grazie a voi. Grazie. Adesso avermi invitato. Grazie Grazie a te. Anche del ciaccoiato, esatto. E noi altri ci sentiamo martedì prossimo. Da Pippo, Zua e E Elena. un saluto. Ciao. Ciao.